Giovedì 7 marzo, in vista della giornata internazionale della donna, come da tradizione l'ippodromo di Bologna ha dedicato un pomeriggio alle amazzoni che si sono confrontate in due sfide loro riservate. Tagliato il traguardo, le ladies delle redini lunghe hanno raggiunto il centro di Bologna e sono state premiate nella magnifica cornice di Piazza Maggiore. Sentiamo il commento delle due vincitrici. Mi piace molto questo evento, cerco di partecipare, mi va spesso bene e ci tenevo in modo particolare perché la cavalla è mia e l'alleno e sto dietro quotidianamente a lei. Sapevo che era in buone condizioni, ho corso con grandissima fiducia e lei non ha tradito le aspettative, per cui benissimo direi. Essere premiati in Piazza Maggiore com'è stato? Bellissimo, grazie. Il cavallo ultimamente stava andando forte, aveva avuto un po' di sfortuna nelle ultime corse, però mi avevano detto che stava molto bene, è tornato oggi alla vittoria, ha corso molto bene, è andato forte. È un cavallo, è un passista, quindi non ha paura di girare all'esterno. La giornata è stata abbinata all'iniziativa di solidarietà promossa dal Club Gentleman Emilia Romagna e di Hipogroup Cesenate, che quest'anno destinerà i fondi alla Casa delle Donne per non subire violenza, centro a supporto delle donne nato nel 1990. Con Michele Canali, presidente del Club Gentleman Emilia Romagna e vicepresidente di Hipogroup Cesenate, con Elsa Antonioni, socia fondatrice dell'associazione, presentiamo il progetto. Abbiamo deciso e secondo noi era opportuno dare un sostegno alla Casa delle Donne per non subire violenza, così come è stato nel 2020, proprio perché i fatti di cronaca ci lasciano esterrefatti per quello che sta succedendo, quindi questi femminicidi, stupro, tutte le sere c'è qualcosa di nuovo che ci viene raccontato alla TV su questo problema che sta diventando veramente drammatico, e quindi abbiamo deciso di abbinare, come abbiamo fatto nel 2020, il nostro trofeo Gentleman for Life, dove tutte le volte che si va in corsa viene dato un gettone per la solidarietà alla Casa delle Donne. Cosa fa un centro antiviolenza e cosa una donna può trovare quando ci chiama e viene ai colloqui? Trova un ascolto competente, attento e che può restituirle una valutazione della sua situazione e delle cose che può fare, sempre senza forzare mai la sua decisione. Una consulenza anche legale nel caso occorra, proprio con le nostre avvocate, sostegno psicologico, e c'è anche l'ospitalità sia programmata, diciamo, che in caso di emergenza con una serie di procedure, per cui noi informiamo su tutto questo e poi sosteniamo anche la donna con più colloqui per vedere nel tempo come si muove la situazione e quindi lei quali scelte potrà intraprendere oppure aspettare i suoi tempi. Durante la giornata dedicata allo sport e all'ippica declinata al femminile è intervenuta anche una delegazione della Direzione Generale per l'Ippica e l'assessora allo sport del Comune di Bologna, Roberta Licalzi. Grazie a voi per l'invito e anche per l'iniziativa, perché sempre più nei giorni vicini all'8 marzo parliamo di donne, di conquiste, di lotte, di emancipazione anche nel mondo dello sport e attraverso lo sport. E oggi è questa l'occasione, le amazzoni, le corse dei cavalli, l'ippodromo, il Comune di Bologna e questa bellissima piazza dove abbiamo premiato, festeggiato, ma anche riconosciuto il valore a uno sport che anche in questo caso è sempre più femminile, con una grande forza e anche un po' di magia. Alla giornata ha preso parte anche l'associazione sportiva Donne Galoppo Sella Trotto, realtà nata nel 2017 con lo scopo di promuovere l'inclusione femminile nel mondo ippico. Sara Bruni, delegata ANAT e membro dell'associazione, ci descrive le finalità. È un'associazione che sta cercando, di dare un valore, un contributo in più a quello che è la presenza delle donne nell'ippica. Anche perché sappiamo che sono artieri, amazzoni, allenatrici, medici veterinari e tanto altro. È un ambiente altamente competitivo, però
noi cerchiamo di dare del nostro meglio per farci valere. E da Piazza Maggiore, dalle Amazzoni è tutto, noi vi salutiamo con queste suggestive immagini dal centro di Bologna.